A 2 passi dal mare, a Pigna, si respira aria di montagna mentre si percorre la storia di un borgo incantato. Siamo nell'estremo ponente ligure, nell'Alta Val Nervia, solcata dal torrente omonimo a 280 metri sul livello del mare. Viene definita una cascata di antiche case riunite a Pigna, attraversate da stretti chibi, ovvero dei piccoli viottoli. Tutti intorno, ad accarezzare il colle, la campagna costituita da fitti uliveti. La storia medievale di Pigna risale al periodo storico compreso tra il XII e il XIII secolo. In piazza 20 settembre la chiesa di San Michele Arcangelo è definita tra le opere più importanti del tardo Medioevo in Liguria. In Piazza Vecchia la loggia ci riporta al XV secolo, con le sue volte sorrette da un pilastro e da 2 colonne in pietra nera. Ci troviamo dinanzi a delle unità di misura di capacità per il grano, risalenti al XIV e al XV secolo. Questa è una prova tangibile che siamo in un centro commerciale medievale dove veniva misurato il grano, non solo in questo modo ma anche in modo lineare, e questa unità di misura lineare la troviamo sulla facciata della chiesa di San Michele Arcangelo. In una via di comunicazione fu edificata la chiesa di San Bernardo, una chiesa che offriva riposo notturno ai viandanti dell'epoca. Oggi la chiesa conserva gli affreschi del pittore Canavesio, che sono considerati tra i più importanti del 400 in Liguria. In questa piazza, oggi piazza Castello, ai tempi antichi vi era il castello edificato dai conti di Ventimiglia, ovvero i signori del paese. Ebbene, costruirono il castello in questo punto, che era un punto di intersezione, di collegamento tra Ventimiglia e Triora. Oggi nella piazza c'è un ristorante, ma ci sono anche le prove dell'esistenza di un castello così importante costruito per scopi difensivi. Ad esempio, questo è un portale risalente al 1490. Pensate, non era ancora stata scoperta l'America, ma lui esisteva già. Pigna è anche terra di leggenda e una storia curiosa ci narra della raviolata di Sant'Iberio. Ebbene, dovete sapere che nel Medioevo, ai tempi antichi, le coste liguri erano depredate dai pirati saraceni e non solo. Un giorno i pirati riuscirono a raggiungere anche questo borgo, ma gli abitanti di Pigna, i pignaschi, ebbero un'idea geniale. Raccolsero tutto l'olio a disposizione, lo scaldarono in grossi recipienti e lo utilizzarono come arma per respingere il nemico. Questa strategia funzionò alla perfezione. I pirati fuggirono e non tornarono mai più. Per festeggiare decisero quindi di fare una grande raviolata come da usanza, ma l'olio era ahimè finito, dunque condirono i ravioli solamente con il pecorino. Questa è una ricorrenza che tutt'oggi viene onorata il 10 di ottobre. Io vi ho raccontato solo alcuni dei luoghi, alcune delle vicende che caratterizzano questo bellissimo borgo dell'entroterra ligure di Ponente. Pigna, un luogo che merita di essere visitato. Da Dario il Leggendario, alla prossima avventura!